Mirko De Gerone, allenatore del Centro Giovani Calciatori, un 2-2 che vale un terzo posto meritato in questo campionato della Regola Arziso, perché avete fatto davvero una grande stagione fino ad ora. Sì, l'ho detto ai ragazzi, ci siamo guadagnati il terzo posto in solitaria, quindi è stato un risultato ottimo, ottimo. E siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino a qua. Questa sera è stata una serata di sacrificio, di cuore, senza Luca, e quindi abbiamo avuto una rotazione più bassa e in questo momento ci è costato parecchio a livello fisico, quindi continuavamo a fare dei cambi rapidi per cercare di tenere il ritmo di una squadra messa benissimo in campo come il Bassano, una squadra forte forte che fa del ritmo invece la loro peculiarità e la fisicità, e quindi è stata partita vera, partita dura e abbiamo guadagnato un punto, abbiamo momentaneamente tenuto l'imbattibilità del palazzetto, perché bisogna ricordare anche questo per questa stagione, però adesso inizia un altro campionato e non abbiamo voglia di lasciarci e andare in vacanza presto, insomma. Peccato per questa pallinata in fondo per Ambrosio, speriamo che non sia nulla di serio. Speriamo di no, non muove il dito, ma speriamo che sia una botta forte. Adesso in questi giorni vediamo, per fortuna la settimana prossima siamo fermi e quindi speriamo di recuperare bene sia Luca che lui, perché come ti dicevo prima per noi è un giocatore assente, è un peso importante, importante. Poi ecco, due gol subiti, uno nemmeno all'inizio della partita, palla al centro, gol in fondo a 55 secondi dalla fine del primo tempo, potevano ecco, essere delle mazzate, invece avete reagito bene. No, e anche questa, al di là del gol dell'inizio, che eravamo secondo me ancora un po' diciamo così, non dico distratti, ma non eravamo ancora entrati bene in partita, abbiamo forzato una palla in attacco e preso un contropiede fulmineo. E lì il primo tempo alla fine, come ti dicevo prima, rotazioni un po' più limitate, abbiamo pagato fisicamente, se no probabilmente chiudevamo in vantaggio il primo tempo, però va bene, i ragazzi hanno fatto l'impossibile come al solito, Pablo ha parato, gli altri gli hanno dato una grossissima mano e quindi siamo veramente soddisfatti.